Scendono i contagi e calano i ricoveri, mentre sale il numero dei vaccinati. I grafici dell'emergenza coronavirus in Veneto portano il barometro dell'epidemia a virare verso il bello. Lo conferma anche l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin. Oggi il virus c'è ancora, ma chiaramente con un impatto molto diverso. Lo vediamo soprattutto nell'incidenza dei positivi rispetto ai tamponi, che voi sapete che insomma è uno dei criteri principali, anche dei parametri che sono stati presi e che verranno presi d'ora in poi in considerazione per l'assegnazione delle famose aree, ma anche l'occupazione, perché l'altro parametro importante è l'occupazione ospedaliera, che è un'occupazione appunto in continua diminuzione. Gli indicatori sono saldamente sotto i parametri di rischio e questa situazione può portare a evoluzioni molto interessanti per il Veneto. RT 0,74, incidenza 44,9 su 100.000, quindi noi siamo sotto la famosa soglia di 50, incidenza di 50 casi sui 100.000 abitanti. Voi sapete che i 50 casi sui 100.000 abitanti devono rimanere per 3 settimane consecutive per passare in area bianca. Se la situazione non cambierà e tutte le tendenze fanno presupporre che per il Veneto non siano in arrivo dati negativi, dal 7 di giugno la nostra regione potrà entrare in zona bianca con tutte le conseguenze del caso. Tra 3 settimane consecutive passeremo in area bianca con le conseguenze previste appunto per la classificazione in area bianca.